Da oggi, 1° novembre, il Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo di Agrigento è chiuso e lo sarà assieme a tutti i musei delle città d'arte della Sicilia, anche nelle domeniche e ovviamente nei giorni festivi. E la logica è naturale conseguenza della mancanza di fondi per pagare gli straordinari ai custodi, che potrebbero essere compensati con i giorni di ferie. Un decreto che sta creando un vespaio di polemiche, soprattutto da parte dell'Associazione Guide Turistiche di Agrigento, che esprimono dissenso per la inevitabile ricaduta negativa sul flusso turistico individuale e di gruppo, ma anche sull'immagine di Agrigento, città turistica. È la prima volta che accade nella storia del museo e ciò complica la già gravosa crisi che investe il mercato turistico nella nostra città, sottolinea il presidente dell'Associazione Guide Turistiche Città di Agrigento, Marco Falzone. È una decisione assurda, non ci si può permettere di tenere chiuso la domenica un museo come il nostro, un museo di importanza nazionale e internazionale. È assurdo per due motivi. Innanzitutto limitare la scelta dei visitatori, cioè la domenica il visitatore potrebbe visitare praticamente i templi, quindi eliminare dai programmi il museo e di conseguenza anche il centro storico della nostra città, perché le chiese praticamente sono tutte chiuse e poi sappiamo che ci sono problemi legati a frane, a cedimenti, quindi molto pericoloso. Il secondo motivo, le agenzie prenotano molto prima queste visite, quindi automaticamente non averci preavvisato in tempo creerà problemi al nostro lavoro e ovviamente all'agenzia e al visitatore, che non potrà assolutamente così accedere all'interno del nostro museo. Quindi voi cosa chiedete all'ente museo? Ma di fare tutto il possibile per tenerlo aperto. Gli orari prima di questa decisione prevedevano un'apertura antimeridiana e una chiusura pomeridiana. Noi addirittura chiediamo di tenerlo aperto tutto il giorno, sempre, quindi anche le domeniche e i festivi. Ma se questo non dovesse farsi, almeno lasciare il vecchio orario, assolutamente, almeno tenerlo aperto la domenica mattina.